Amici del futsal, è Futsal Day, è il Friday Night, è l'11ª giornata e ultima partita del 2024. Ital Service Pesaro GG Teamwear Benevento. Neanche le feste riescono a tenere bada la voglia di Serie A. Buonasera e benvenuti al Pala Megabox da parte di Giacomo Florio. Scontro nella zona bassa della classifica per le due formazioni, inquadrati i due capitani. A dirigere l'incontro saranno la signorina Martina Piccolo della sezione di Padova, Angelo Bottini della sezione di Roma 1 e al crono ci sarà Alessandro Cannizzaro della sezione di Ravenna. Temi importanti dicevamo perché per il Benevento è arrivato un regalo di Natale da parte del presidente Pellegrino Di Fede. Sulla panchina infatti non siederà più Andrea Centonza, allenatore che nella scorsa stagione ha portato il Benevento a essere qui in Serie A per la prima volta nella sua storia, ma ci sarà mister Fausto Scarpitti, ex Ital Service Pesaro, oggi ha la sua prima partita con la squadra campana. Fausto Scarpitti che con il Pesaro l'anno scorso è riuscito ad arrivare in semifinale playoff, uscendo dopo una buona cavalcata, un buon campionato. Nella sua carriera ha allenato anche Esernia, lì da dove è partito, poi Venafrio, Isernia, CMB, Acqua Sapone, Sandro Abate, Real San Giuseppe, Ital Service per l'appunto e ora Benevento. Regali di Natale arrivati anche per l'Ital Service Pesaro, nuovi innesti, Badai e Achilli, arrivati però già nella scorsa giornata contro lo Sporting Sala Consilina, ultima partita che aveva però visto i biancorossi di mister Davide Daffo Bargnesi uscire sconfitti 6-2 in trasferta. L'Ital Service che torna in casa dopo quasi un mese. L'ultima partita era stata il 29 di novembre contro il Manfredonia, successo per 4-3, poi due sconfitte con Cosenza e Consilina. Come potete sentire dallo speaker, gran calore qui al Pala Megabox, inquadratura fissa sul pallone che sarà battuto dal Pesaro con Alessio Saponara. Tutto pronto. La signorina Martina Piccoli fa un ultimo check sulle due panchine. A battere sarà appunto per l'Ital Service Alessio Saponara, autore del gol nella scorsa giornata. È partita Ital Service Pesaro Benevento, primo pallone gestito dai padroni di casa con il capitano Felipe Toni Dandel che cerca di andare in avanti. La pressione però di Arvonio è efficace. E tocca con la punta del piede destro, mette in fallo laterale. L'ultima sfida del tecnico Andrea Centonza con il Benevento è finita 5-5 proprio contro il Manfredonia. Avanti 3-0 la squadra della Campana lì al Pala Tedeschi, poi rimontata dal Manfredonia 5-5 il risultato finale. Barrichello prova a centrarsi, chiuso però, allora possibilità di ripartenza con Lolo Suaso. Cercato il movimento in profondità da parte di Stigliano, è arrivato però il pallone corretto. Saponara arriva e gira per Felipe Toni Dandel, poi Matteo Sbarrichello già arrivato in doppia cifra. Un gol a partita di media per il talento italo-brasiliano che si è preso di forza la scena qui a Pesaro. Saponara, Toni Dandel gira per Barrichello, affrontato da Scitao. Sempre Barrichello in surplus. Decide di andare sul sinistro, forte dentro, la deviazione che non arriva. Il pallone recuperato in avanti subito dal Benevento. È rimessa laterale che dopo qualche disguido è stata affidata al Benevento. Battere sarà Scitao con Galliani che ha lasciato l'incarico al numero 8 appunto del Benevento. Botta, gira, sempre Scitao. Rollo Suaso in avanti il pallone, cerca di arrivare Stigliano, pressato forte da Felipe Toni Dandel. Lui a toccare per ultimo
Allora sempre possesso per la squadra di mister Fausto Scarpetti. Shitao, Suaso, Stigliano, un pallone ancora una volta in out, ancora una volta con i piedi. Andrà Lolo Suaso, che però sbaglia. Galliani, buon avvio di stagione anche per lui, 4 gol per Pierluigi Galliani fin qui. Tony Dandel, doppio passo, va sul destro, poi trova la deviazione. Il pallone che termina in corner, sarà lo stesso capitano dell'Ital Service ad andare a battere. Saponara, l'unico uomo all'interno dell'area di rigore. Tony Dandel scava sotto per Galliani, che si coordina bene, non riesce però a trovare con il sinistro lo specchio della porta. Già rinviato Marchesano. Shitao in avanti, Barrichello in maniera regolare, l'ultimo a toccare però è sempre un giocatore del Pesaro. Botta, Lolo Suaso, destro-sinistro, se ne va Lolo Suaso, alla fine guadagna corner, numero 93. Fuori per Botta con il destro, deviazione, poi Tony Dandel si semplifica la vita spazzando via. Shitao, finta, pallone girato, Botta, non può prenderla Marchesano, allora Lolo Suaso. Errore di misura da parte dello spagnolo. Classe 92, nato a Cadiz in Spagna. 13 gol lo scorso campionato, ha trascinato di fatto il Benevento dalla Serie 2 Elite in Serie A. Tripletta la scorsa contro il Manfredonia. 5 gol per Lolo Suaso, miglior marcatore fin qui dei campani. Shitao, proprio per Suaso, sempre Shitao in avanti. Stigliano tocca dietro, anzi pardon, Arvogno, però tocca male, non può arrivare proprio Lolo Suaso. Allora rimessa laterale in zona offensiva per l'Ital Service con Tony Dandel, entrato anche Wittig, capitano della nazionale tedesca, entrato anche Taurisano, che prova di suola, di forza a girarsi. Alla fine tanti tocchi con la suola destra per Alessio Taurisano, che si porta direttamente il pallone in fallo laterale. Cercato Shitao, Wittig con il ciuffo, tocca di testa, mette in fallo laterale dalla parte diametralmente opposta del campo. Arvogno prova a passare, Tony Dandel giganteggia e protegge. Primi 3 minuti e 5 secondi di questa sfida, sempre 0-0, 0 anche il numero dei falli qui al tabellone del Palamegabox. Nessuna emozione fin qui. Squadre che comunque si stanno studiando, cercano di capire dove poter andare a far male. I due tecnici che hanno già cambiato qualcosina. Tanto anche Gastaldo, con i ritmi che per ora non si accendono. Eccolo qui, Gastaldo, Barrichello, si muove Wittig, servito il tedesco, poi Gastaldo, Taurisano, incolla con la suola il pallone, poi passaggio orizzontale rischioso, Wittig riesce comunque a farla filtrare, poi Gastaldo lascia lì, Wittig col sinistro prova ad andare dentro, un intervento spettacolare però di Ramone, scivolata. Ad evitare guai peggiori sarà Taurisano, pronto sul secondo palo. Marchesano che ora chiama l'attenzione ai suoi. Gastaldo, prevedibile, previsto che andasse da Barrichello, che può puntare. Barrichello decide di andare sul sinistro, poi la deviazione del pallone che termina in corner. Un Taurisano sempre a riempire l'area di rigore. Alla fine l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Benevento, allora possibilità da calcio d'angolo con Gastaldo che tocca fuori per Wittig, che si coordina, alla fine allontana ancora una volta la retroguardia del Benevento con Titon.
rimessa laterale. Wittig, si muove Barrichello, si muove anche il Ricordi. Alla fine il tedesco prova ad andare avanti per Taurisano, che duella con Ramon. Alla fine l'ultimo a toccare è il 5 del Benevento. Wittig scodella in avanti per Gastaldo. De Crescenzo copre, alla fine Marchesano per Titon, che rischia qualcosina sulla pressione di Christopher Wittig. Wittig in avanti, il pallone a cercare De Crescenzo, che chiama l'intervento di Enrico Ricordi. Si stava allontanando Wittig, ovviamente il pallone lungo era di Titon. Era un po' addormentata la retroguardia rosiniana, ha salvato Enrico Ricordi. De Crescenzo che forse poteva fare qualcosina meglio. Pallone fuori, Shitao calcia, pallone largo, sul rischio qui per Enrico Ricordi. Taurisano prova ad agganciare, complicato, non riesce, allora recupera il Benevento, sempre Shitao, De Crescenzo. Alla fine Ramon con la suola, in avanti il pallone chiuso, Wittig può provare a partire, scivolata, chiuso in maniera irregolare. È arrivato il fischio da parte della direttrice di gara Martina Piccoli. Sul recupero di Christopher Wittig, trattenuto poi, allora il primo fallo commesso di questa partita è stato causato dal Benevento. Fuori Titon, dentro botta, nel mentre per mister Fausto Scarpetti. Da ravvisare la posizione della battuta. Ancora nessuna traccia per i due nuovi arrivi del Pesaro, Simone Achilli e Marwan Badai. Tanto seguiamo la punizione. Barrichello direttamente in porta, cerca e trova la deviazione, pallone che termina in fallo laterale, credo quasi simile a una posizione da corner. Barrichello calcia fortissimo, respinto, sempre Barrichello, poi Tony Dandel. Serie di finte, alla fine preferisce andare da Gastaldo, che imbuca per Taurisano. Con calma per Matteus Barrichello, può puntare uno contro Colletta. Barrichello sterza, va sul destro, Barrichello, Marchesano in spaccata, tocca a mettere in calcio d'angolo. Tutto bene, quello costruito da Matteus Barrichello, tutto giusto. Buono anche l'intervento dall'altra parte, oltre a quello di Ricordi di Marchesano. Tony Dandel tocca per Barrichello, che in mezza volée ora va a ributtare dentro. Marchesano può bloccare, va a rinvio lungo, aggancia Colletta, poi alla fine preferisce De Crescenzo. Ramon, Colletta, Ramon con l'esterno ancora per il 77, sotto le gambe di Taurisano per botta, allora De Crescenzo. Ramon, Colletta, De Crescenzo in avanti, il pallone di Ramon, pressione però dell'Ital Service che sale e dunque sfera recuperata. Saponara, avanza Tony Dandel, largo da Oitomeia, altro giocatore a quota 4 reti fin qui. Oitomeia lascia lì per Gastaldo, non si intendono i due, alla fine Oitomeia va giù, toccato e calcio di punizione sulle ampie finte di Oitomeia. Alla fine è arrivato il tocco e punizione per l'Ital Service. Vediamo se si tratterà di uno schema, se andrà direttamente in porta. Credo il brasiliano, proprio lui però ad andare a posizionare il pallone sul punto di battuta. C'è Tony Dandel accanto a Marchesano, dietro a botta, uno solo in barriera, si muove Gastaldo, così come Galliani, servito con il sinistro, ha provato ad andare direttamente in porta lui. Deviazione da parte della retroguardia campana. Tony Dandel, Galliani in avanti, recupera botta, trattenuto in maniera vistosa da Gastaldo, chiede scusa, vogliono il cartellino giallo i componenti della panchina del Benevento. Cartellino giallo sacrosanto per Emiliano Gastaldo, che si iscrive dunque nella lista dei cattivi
punizione dall'altra parte dunque per il GG Teamwear Benevento. Sul punto di battuta Titon, c'è anche Shitao. C'è anche Lolo Suaso che si allontana, allora incarico affidato a Titon. Rincorsa lunghissima, quella di Titon con la punta. Pallone che sfiora l'incrocio dei pali, almeno da qui sembrava veramente vicino alla porta difesa dei ricordi, che però non ha neanche abbozzato l'intervento. Oito Meia prova ad accelerare, Saponara prende la blocca, stop, alla fine gira per Tony Dandella, ancora Saponara. Saponara! Si gira, si è girato Alessio Saponara, 1-0 Ital Service. Questo è un grande gol di Alessio Saponara, ex Napoli, servito da Tony Dandel con un tocco, si è girato col sinistro, ha sparato forte sotto la porta di Marchesano. Il numero 65 Alessio. Allora Saponara che porta avanti l'Ital Service Pesaro. Alessio 1-0 Forza Pesaro. Il quinto centro in questo campionato. Ancora Saponara. Gran gol del numero 65. Oito Meia. Serie di finta. Allora va da Tony Dandel. Movimento alle spalle di Saponara che con il petto non riesce a controllare. Alla fine Marchesano saggiamente non rinvia, ma preferisce andare nella propria area di rigore e prenderla con le mani. Dall'altra parte nel mentre prova a guadagnare il massimo Arvonio. Riesce. 1-0 Pesaro dunque. Con la rete di Alessio Saponara, il Lucano ha portato avanti i rossiniani. Colletta. Titon. Galliani lo guarda dritto negli occhi, alla fine Titon va dietro ancora da Colletta. C'è botta sulla destra, preferito ancora Titon che punta, sterza, arriva Tony Dandel fortissimo a murare. Oito Meia forte sul pallone, alla fine si allaccia con Colletta che si iscrive anche lui nella lista dei cattivi. Cartellino giallo anche per il numero 77 del Benevento. Fuori Oito Meia, dentro Barrichello e applausi del Pana Megabox quando sono passati 7 minuti e 26 secondi sul tabellone luminoso in quel di Pesaro. (1-0) il risultato, 1-3 invece il conteggio dei falli. Ricordi lunghissimo va a Saponara, ricordi cerca proprio Alessio Saponara, Marchesano si impegna, la tiene viva. Tony Dandel anticipato da Arvonio che in mezzo a tre prova a passare, pallone che arriva per Botta che tocca morbido e salva ricordi. Tony Dandel nel mentre va a lungo, Marchesano ancora in avanti, momento di confusione, il pubblico che si gasa per questi segmenti di partita. Si è acceso ad un tratto il match tra Pesaro e Benevento. Saponara prova a ringhiare su Titon, qualcosa anche da ridire. Alla fine ricordi, dopo aver chiamato Saponara, preferisce Galliani col sinistro. Saponara protegge, raddoppiato, alla fine Galliani, già Barrichello, marcato ad ombra da Shitao. Allora Tony Dandel, Saponara galvanizzato dal gol, prova a scambiare con Tony Dandel per cercare di restituirgli il favore. Alla fine il pallone è uscito. Il Teamwear Benevento già che ha rimesso in gioco. Titon punta Galliani, 1 contro 1. Titon alla fine sterza, va da Botta. Shitao. Sempre Shitao, cerca un movimento. Botta, pressato, Shitao. Con la suola all'indietro per Titon che prova ad arrivare. Alla fine Galliani
non rischia nulla, mette in fallo laterale, il pallone che ha tardato un pochino ad arrivare per Titon. È sempre Benevento che prova ad amministrare questo pallone con l'Ital Service che però pressa alto. Si gira Arvogno nel mentre. Arvogno! Palla fuori, non di molto. Dato via, qui il 17 ha cercato la botta sul primo palo. Bravo, comunque ricordi a coprire lo specchio della porta. Barichello, pressato da Scittao. Poi Galliani, movimento di Barichello, anzi contromovimento di Matteo Barichello. Alla fine il pallone arriva nelle zone di ricordi dopo uno strano rimpallo che alla fine ha lanciato lunghissimo con i piedi, credo forse più per paura del retropassaggio non fischiato, anche perché non c'era, e di conseguenza il pallone rinviato da Marchesano altrettanto lungo quanto quello di ricordi. 10:43 ancora da giocare, risultato fisso di 1-0, time out, un minuto tecnico, piccola pausa e poi torniamo. Scaduto, si ritorna quindi a giocare. 10:44 sul cronometro, pallone per Barichello che prova a saltare un giocatore, alla fine Taurisano si ferma, Taurisano prova la giocata di fino, non gli riesce, ha avuto l'occasione appena dopo il time out, l'Ital Service Pesaro di andare sul +2, se l'è divorata Taurisano che ha cercato il tocco sotto. Rientrato anche Ramon nel mentre, così come Lolo Suaso. Scambiano i due. De Crescenzo. Scittao. De Crescenzo. Triangolo che si chiude, alla fine ancora Lolo Suaso. Ramon. Galliani su di lui. Le finte di Ramon che alla fine gira per Lolo Suaso. Vediamo se inventa. Cerca di imbucare. Lolo Suaso passa. Alla fine calcia. Sporco. L'ultimo a toccare è stato De Crescenzo. Possesso per l'Ital Service Pesaro. Galliani. Taurisano. Toccato da Ramon. Non convinto del fischio dell'arbitro. Un Scittao che si lamenta. In arte Scittao, in realtà Aislan Rodrigues Bielain, nato a Cachoeira do Sul in Brasile. Vestito le maglie di Gran Canaria, LAF, Guarani, ASEL, Pato Futsal, Uruguayana e ACBF. Arrivato al Benevento il numero 8, ora in forza mister Fausto Scarpiti, in barriera insieme a De Crescenzo. C'è Ramon a marcare Badai, mentre è entrato per la sua prima qui al Pala Megabox. Trattato anche Wittig, sul punto di battuta c'è Matteo Barichello, doppia barriera per Marchesano, cercato Wittig, alla fine la deviazione è quella di De Crescenzo, che mette in fallo laterale che sarà battuto da Gastaldo.
Fuori la battuta per Matteus Barrichello, può puntare 1 contro 1. Matteus Barrichello calcia, deviazione di Botta. Il pallone che arriva direttamente nelle zone di Ricordi, che non si accontenta del fallo laterale, poi rischia qualcosina. Dunque il Pesaro con Wittig che si gira su De Crescenzo, ringhia Scittao che recupera, alla fine Botta prova a mettere un po' di ordine, lo fa con l'aiuto di Ramon e di De Crescenzo, che tocca con la punta in avanti, poi Gastaldo, Barrichello dietro, Ricordi, Wittig con calma, Badai. Vediamo come gestisce il suo primo pallone, le finte di Badai che la perde. Allora alla fine De Crescenzo prova a ripartire, chiuso, l'ultimo a toccare è lui. C'è un nuovo 10 in città qui a Pesaro, Merwen Badai, laterale marocchino, classe 96, ex Imolese, Bologna, Cesena Dozzese e Roma C5 in A2 Elite, con la quale in questa prima parte di stagione aveva già trovato 6 gol prima di sbarcare al Pesaro e di regalarsi, anzi soprattutto, la sua prima esperienza nella massima categoria del futsal. De Crescenzo, Gastaldo recupera, punta centralmente in solitaria, alla fine Lolo Suaso, Ramon, Lolo Suaso, triangolo che funziona e che è efficace per uscire dalla pressione del Pesaro. Ramon ha un po' di spazio, può puntare Wittig con la punta in buca, De Crescenzo, va giù Ramon sul blocco di Christopher Wittig, si è fatto male anche lui, vanno sul collo, si sono scontrati i due giocatori, con la direttrice di gara Piccolo che ha fischiato punizione a favore del GG Team War Benevento. Rivediamo. Calcio di punizione, possesso per il Benevento e Fausto Scarpitti che chiama il suo di minuto tecnico. Altra pausa, altro minuto, altri 60 secondi e poi torniamo. Punizione dunque per il Benevento. Sul punto di battuta c'è Ramon, Felipe Toni, Dandele Barrichello in barriera, vediamo cosa inventa il numero 5 Ramon direttamente sul secondo palo, deviazione provvidenziale credo di Gastaldo e con la schiena tocca e mette in calcio d'angolo lo stesso Ramon sul punto di battuta, c'è Lolo Suaso lì vicino, Lolo Suaso servito, Gastaldo alla fine rinvia. Rimessa laterale per il Benevento. Qualche problema nella battuta del pallone da fermo. Alla fine il Benevento la gira con Ramon. Sempre Ramon, 1 contro 1, lascia lì per Stigliano. Che calcia, trova deviazione. E dunque ancora rimessa con i piedi, sempre Ramon, pallone toccato sotto per Lolo Suaso che si coordina almeno nelle intenzioni, pizzicato anche del pubblico del Palamega Box per questo tentativo oggettivamente molto complicato per Lolo Suaso.
Ricordi, nel mentre sbaglia anche lui il rinvio. Tanti errori in questo primo tempo, soprattutto di misura. Ramon, Lolo Suaso. Vediamo se punta. Pallone girato per Ramon, che calcia! Allora, a fine Ricordi a mano aperta, gran parata di Enrico Ricordi, ma gran giocata anche quella di Ramon, che in 2 tocchi si è creato lo spazio per andare col sinistro. Tanto già in contropiede il Pesaro con Barrichello per Badai, che calcia male anche lui. Occasione da una parte, occasione dall'altra, con Badai che ha provato ad aprire il piattone. È uscito Marchesano, ha coperto gran parte dello specchio della porta. Ha calciato però bene il neo numero 10 del Pesaro, Saponara, scavalcato. Era arrivato Scittao. Pronto Arvogno per Scittao. Oitomeia però dall'altra parte un po' di spazio contro Ramon. Oitomeia, doppio passo. Oitomeia sbatte su Ramon. Alla fine arriva anche Saponara. Oitomeia irruento, butta giù tutto, commette fallo. Il terzo, se non vado errato, del Pesaro in questo primo tempo, a confronto con i 4 invece del Benevento. Lolo Suaso, Ramon, Stigliano, cerca Arvogno, Tony Dandelli in avanti, Saponara di spalla, non riesce ad addomesticare questo pallone, alla fine ancora con i piedi Stigliano, con mister Fausto Scarpiti lì vicino a dare qualche indicazione. Arvogno tiene a distanza Tony Dandel. Arvogno, Stigliano, calcia, pallone largo. C'è stata deviazione? No. Rimessa dal fondo. Allora andrà, ricordi, con le mani. Saponara a duellare con Ramon. Ad esperienza. Respinge il numero 65 del Pesaro. Cercato Arvogno. Oitomeia prova a partire da solo. Poi alla fine si affida a Saponara. Oitomeia in qualche modo servito dal 65. Non si sono capiti, era palese. Lolo Suaso in avanti per Arvogno. Oitomeia scivolata con un braccio. Secondo fallo consecutivo commesso da Oitomeia. Ammonito anche il numero 86 dell'Ital Service Oitomeia per questo intervento alla disperata, al tentativo di cercare di evitare una cross al centro. Alla fine con la mano è andato a toccare il pallone. Il calcio di punizione per il Benevento. Lolo Suaso sul punto di battuta, un corner diciamo ravvicinato. C'è Ramon in diagonale, in verticale, lì vicino c'è Titon, al centro c'è Capitan Botta. Vediamo cosa farà Lolo Suaso sul punto di battuta. Pallone sul secondo palo per Botta, che non arriva, questione di centimetri. Non ci ha creduto abbastanza il numero 9 pivot della Teamwear Benevento. Saponara, Ramon su di lui, arriva il fischio. E quinto fallo anche per il Benevento. Al prossimo, ricordiamo, sarà tiro libero per il Pesaro. Allo scattare dei 6 falli, Saponara nel mentre prova a sparare in porta. Adesso ritmi un po' confusionari in quelli del Palamega Box, con il pubblico che si accende ad un tratto a incitare i giocatori di mister Davide Bagnesi. Ricordi, cercato Saponara, aggancia, lascia lì Tony Dandel, duello tra Tony Dandel e Ramon, vinto dal numero 5. Tanto qui errore di Oitomeia.
Barrichello pronto ad entrare, vediamo chi uscirà. Galliani sul punto di battuta. Oitomeia, Saponara, Galliani, Oitomeia, imbucato, all'indietro Tony Dandel, sempre Galliani. Con l'esterno Tony Dandel, Oitomeia, Saponara. Bella giocata in costruzione per Tony Dandel, uscito Oitomeia, è entrato Barrichello, vediamo se si accelera, se si inventa. Calcia largo, decisamente largo. Matteo Barrichello, che comunque aveva fatto tutto bene, non è riuscito però a trovare lo specchio della porta. Arvonio, botta, uscito Ramon, dentro Scittao. Arvonio, cerca Scittao di farla passare per il 17, riesce. Si muove anche Botta, chiama calma mister Fausto Scarpiti, allora Botta con pazienza gira per Titon, un solito 1 contro 1. Alla fine rientra, gestisce il Benevento con Scittao. Botta, Arvonio, Titon, 1 contro 1 classico, alla fine il pallone girato, no, perché c'è Barrichello che si oppone. Possesso però sempre per il Benevento. Titon questa volta scappa sul sinistro, in scivolata, è perfetto, preciso. Pierluigi Galliani mette in corner, battuto dentro a cercare Scittao. Deviazione però da parte della retroguardia rossiniana. Allora ancora corner per i giallorossi, ancora corner per Titon. C'è Botta sul secondo palo, cercato al volo Botta che ripropone in mezzo, alla fine il pallone arriva per Galliani, di testa la tiene viva, palleggia Galliani, alla fine in qualche modo su Arvonio. Poi qui ingenuo Pierluigi Galliani che va a tutta sull'uomo, e allora 10° fallo del primo tempo, 5 per parte, 4:28 ancora da giocare. Al prossimo, qualunque sia l'esito, sarà comunque tiro libero. Titon, questa è una carta da poter sfruttare al massimo per cercare di avere una possibilità pulita o per andare sul +2 o per cercare di pareggiare, sempre se ci sarà un fallo. Titon, Botta, Titon, sempre per Botta che gira per Arvonio, calcia, alla fine si distende in maniera plastica. Enrico Riccordi, che forse non l'ha vista partire, aveva trovato un buon angolo. Qui Arvonio, ancora calcio d'angolo e Benevento che preme sull'acceleratore in questi minuti finali. Botta in porta e Riccordi a mano aperte. Alla fine ancora Botta, seconda opportunità, pallone dentro, deviazione, strano il giro del pallone, l'ultimo a toccare è stato Barrichello. Allora full gas per il Benevento in questo finale di primo tempo. Botta, Titon, sterza contro sterzata, alla fine ancora il pallone per il numero 9, capitano del Benevento Botta. Scittao, c'è Arvonio, servito, bella giocata di Arvonio, alla fine Scittao scappa fino in fondo, pallone recuperato dall'Italzero di Pesaro con Barrichello che prova a ripartire, può puntare Barrichello, non lo ottengono, va giù, tutto buono secondo i direttori di gara con Barrichello, si è forse fatto male anche ad un dito. Sguardo fisso di Barrichello verso la direttrice di gara, non convinto il numero 24 di questa decisione. Dopo una percussione fantastica, quella di Matteo Barrichello, è finito giù. Ci sarà sicuramente da rivedere l'episodio. Intanto seguiamo l'azione con il Benevento che non perde tempo e attacca. 2:35 ancora da giocare in questa prima frazione. Lolo Suaso cerca di andare sul destro, sbatte su Gastaldo, allora possibilità di contropiede con Taruisano che corre veloce. Taruisano serve ancora Gastaldo in scivolata, arriva Lolo Suaso
mette in calcio d'angolo, partita che sale gradualmente di ritmo. Tanto qui rivediamo la giocata di Barrichello. In diretta sembrava forse più netto il contatto su Matteus Barrichello, dal replay comunque complicato valutare. Quando la signorina Piccola colloquio con mister Barignesi, che sembra spiegarsi. Arriva anche Oitomea nell'inquadratura, non ha convinto, però Barignesi del richiamo poco importa perché c'è Tony Dandel sul punto di battuta del calcio d'angolo per provare a respirare un po'. Cercato Taurisano, la controlla, alla fine non riesce a trovare la giusta posizione con il corpo per andare a calciare. Alla fine raddoppiato di forza Taurisano, prova con il tunnel a passare su Botta, sa che non può forzare il pressing per non rischiare quantomeno di commettere fallo. Alla fine Botta, Lolo Suaso alza uno strano campanile, Titon prova a passare, tutto buono, Taurisano allora recupera, Tony Dandel calcia, deviazione di Botta, l'ultimo a toccare è stato Felipe Tony Dandel. È rimessa con i piedi per Shitao. Lolo Suaso, cercato dall'altra parte Titon, Gastaldo sulla riga, Lolo Suaso, tutto buono, Titon può puntare, sterza, Titon, ricordi, alla fine prova a uscire, arriva anche Ramon sul secondo palo per Lolo Suaso, 1-1, Lolo Suaso, quarto gol in 2 partite, sesto in campionato, 1-1. Stava spingendo forte il Benevento, ha trovato con Lolo Suaso il suo massimo marcatore, urlavamos. Anche Shitao 18-23 del primo tempo pareggia. Sulla finale di primo tempo ha pareggiato il Benevento con il 93. Lolo Suaso. Adesso finale di prima frazione tutta da vivere. Barrichello dall'altra parte. Barrichello. Risponde presente Marchesano. Allora dunque calcio d'angolo con Gastaldo sulla lunetta, movimento esterno di Wittig, Barrichello, Matteus Barrichello in surplus, punta, se ne va Barrichello, in scivolata arriva Shitao, pallone comunque buono con il 24 che cerca ancora spazio, Barrichello, un gol da mostro di Matteus Barrichello, 2-1. 11 in campionato per Matteus Barrichello, urlando contro il cielo, urlando per Matteus Barrichello, per il Pala Megabox che esulta per il vantaggio e la risposta di Matteus Barrichello, che penso abbia sfondato il sostegno sopra la porta di Marchesano. Wittig nel metterci un po' di spazio con le squadre che si sono allungate, con il Pala Megabox che esulta, si infiamma ad un tratto per Matteus Barrichello, per il Pesaro che dopo il pareggio del Benevento ha reagito d'orgoglio. Gastaldo, Taurisano, cercato ancora Barrichello, possibilità di contropiede, una partita che si fa interessante, molto molto divertente. Lolo Suaso, cercato, Ramon, fuori. Allora un attimo di respiro per seguire 47 secondi dalle previsioni sicuramente non banali. Barrichello, solita mossa da ultimo uomo a puntare, a rischiare, una cosa che gli è sempre riuscita bene in questo campionato, almeno fin qui, perché qui sbaglia alla fine Wittig, allontana, pallone che sfiora la copertura del Pala Megabox di nuca. È andato Ramon all'indietro. Alla fine con la testa Gastaldo, tempo scorre velocissimo, adesso che non ci sono neanche più minuti segnati sul tabellone del Pala Megabox. Ramon che prova a forzare in avanti per Shitao. Ancora con i piedi, sempre Ramon. Lolo Suaso in verticale, Wittig. Col piedone rimbalza direttamente dalle zone di Marchesano. Ramon, doppio passo, se ne va. Ramon con la punta, col sinistro, deviazione, rimessa ancora con i piedi. 8 secondi ancora da giocare.
movimento di Lolo Suaso, pallone alla fine crossato alla ricerca di Shittao, non ha toccato nessuno. Barrichello a gestire con il Benevento che abbozza una pressione, alla fine Barrichello non rischia nulla, va in avanti da Wittig, la sponda di testa, Marchesano col sinistro in avanti, Tony Dandel, un secondo ancora da giocare, Tony Dandel ha cercato Gastaldo, del Pala Megabox nel finale di primo tempo, chiude i primi 20 minuti effettivi, 1 a 1 minuto dalla fine del primo tempo, 2-1 ha risposto Barrichello, si va al riposo con la squadra di mister Bargnesi in avanti di un gol. Piccola pausa e poi torniamo per seguire insieme i secondi 20 minuti effettivi di Ital Service Pesaro, GG Teamwear Benevento.
Pallone fuori. E rimessa con le mani per Ricordi. Il Benevento che ha iniziato questo secondo tempo subito alla ricerca del pareggio. Galliani, Barichello, Taurisano, isolato, va ancora da Galliani. Tony Dandel, punta Arvonio, alla fine Barichello, autore del 2-1, momentaneo vantaggio del Pesaro. Taurisano, cercato ancora Matteo Barichello, pallone però troppo forte, troppo impreciso da parte del 65 per il 24. Alla fine Ramon, Arvonio, Taurisano, prova a ringhiare, Arvonio prova a divincolarsi, arriva il cartellino giallo per Arvonio. Saponara che guarda, del numero 17 che ha probabilmente reagito. Saponara che con il fisico ha provato a mettersi davanti a lui, quasi un'ingenuità, e dunque calcio di punizione per l'Ital Service con Matteus Barichello sul punto di battuta sul primo palo. C'è Felipe Tony Dandel sul secondo, altezza del limite dell'area di rigore, c'è Galliani, fuori dall'altra parte c'è il mancino Saponara. Barichello direttamente in porta, sfiora la traversa. Ricordi, schiaffeggia il pallone, alla fine con i piedi se lo porta avanti. Galliani, un po' scoperto il Benevento. Galliani, doppio passo sul destro, altra occasione, altro pallone fuori però. Bella giocata, esce di tanto il destro, sembrava meno dalla in diretta. Arvonio, Scittau, gira per Ramon, pallone imbucato per Titon, alla fine va giù il numero 10. Tanto rivediamo la bomba di Matteo Barichello, che per fortuna di Marchesano non ha inquadrato lo specchio della porta. Barichello di testa, Ramon, buono il tocco in avanti per Scittau che può correre. Scittau, pallone tagliato sul secondo palo, troppo alto, troppo impreciso. Pallone che è uscito in rimessa dal fondo e dunque chiamato con le mani Enrico Ricordi. Taurisano gira ancora una volta bene, Tony Dandel, chiuso da Arvonio e con i piedi il capitano Tony Dandel all'indietro per Matteo Barichello che può puntare. Poi Galliani, tutto mancino, rientra sempre Galliani, cerca spazio con il sinistro, va giù, rimane a terra Pierluigi Galliani. Sembra essersi fatto male alla caviglia destra. Non so se è una storta oppure un tocco, un colpo. Si rialza comunque senza troppi problemi per Luigi Galliani, seppur dolorante. Soppica un pochino, alla fine adesso riprende la corsa in maniera fluida. Arvonio, Tony Dandel, Scittau, Ramon, buoni il pallone in avanti, Barichello capisce tutto, poi scivola Tony Dandel, mette ordine per Taurisano. Galliani, per Saponara lì vicino, Barichello con l'esterno, pallone un po' rischioso che comunque arriva a destinazione. Saponara lascia lì per Barichello, buona la combinazione con il rimorchio. Chiuso Tony Dandel. Arvonio, pronto anche De Crescenzo sulla panchina del Benevento. Tito, Ramon, eccolo qua, De Crescenzo. Di prima Ramon in avanti, forte Saponara a ringhiare anche su De Crescenzo, alla fine Saponara chiuso, guadagna al massimo, rimessa con i piedi per Alessio Saponara. Si autocarica e viene caricato dalla panchina, galvanizzato anche dal gol, il quinto centro stagionale per lui. Fare spazio a Taurisano, Barichello, Galliani,
Tony Dandel lascia lì per Barrichello sul secondo palo, Taurisano! 3-1 Ital Service Pesaro, se la sono costruiti in maniera magistrale i ragazzi di mister Davide Bargnesi. 3-1. Abbracciato da tutti i compagni, Taurisano mette la firma il numero 19. mette la freccia, il Pesaro +2 sul Benevento. Grande azione, grande assist di Tony Dandel per Barrichello, che poi di intelligenza va a pescare Alessio Taurisano sul secondo palo. 3-1 Ital Service, forza Pesaro. Si gira su se stesso e poi con il destro buca Marchesano, tanto recupera Taurisano direttamente in porta anche un'altra volta, anche lui sbatte però su Shitao. Alla fine Titon con calma va da Ramon, c'è De Crescenzo lì vicino, pallone imbucato dall'altra parte ancora per Shitao, e poi il destro di Titon troppo alto per impensierire, ricordi. Wittig, Gastaldo in avanti a cercare Barrichello, chiuso Taurisano, arriva Titon, mette ordine, Marchesano, Titon pressato da Tony Dandel, scusate, da Wittig in maniera regolare a Taurisano, e alla fine arriva ancora una volta Marchesano. Taurisano all'indietro per Gastaldo, poi Barrichello può puntare, Barrichello 1 contro 1, vediamo dove va. Alla fine non trova spazio. Gastaldo, Wittig, sterza Wittig, sbatte su Titon, De Crescenzo, tocca male, regala rimessa con i piedi con Wittig che chiama lo schema. Un Taurisano che va ad occupare la solita posizione in area di rigore. Mette a terra Christopher Wittig, Barrichello cerca di andare dentro scivolando, alla fine De Crescenzo se ne va in bello stile con calma all'indietro da Shitao, Ramon, Titon, De Crescenzo, Ramon prova a liberare lo spazio per il destro, trova comunque deviazione e di conseguenza anche calcio d'angolo. Cercato Lolo Suaso, ha capito tutto Barrichello che può provare a ripartire provando a scatenare tutta la sua velocità, pallone invece per Taurisano che sfiora il palo e termina sul fondo il suo destro in anticipo sull'uscita di Marchesano. Grande invenzione di Barrichello, buona la giocata di Taurisano, leggermente imprecisa. Gastaldo a duello con Colletta, alla fine l'ultima a toccare al 77 e si porta il pallone direttamente in favore del Pesaro. Tony Dandel cercato, pallone di ritorno per Wittig con Marchesano che aveva fatto una cosa fuori dal comune in spaccata, non segnalabile però in quanto il pallone era uscito in precedenza, con Tony Dandel quasi disperato per un grande assist, un gran pallone di ritorno per Wittig. De Crescenzo protegge Ramon di prima, Lolo Suaso, Ramon, Colletta, Lolo Suaso, Ramon con Wittig che lo attende lì, alla fine lo costringe alla ribattuta, è il fallo laterale già battuto in direzione Lolo Suaso. Ramon di prima, gran pallone, De Crescenzo non riesce a controllare su Tony Dandel che sta crescendo piano piano in questa partita. De Crescenzo, Tony Dandel mette in rimessa con i piedi già battuta da Lolo Suaso che cerca Colletta in profondità, Colletta controlla, Colletta
complicatissima la giocata del 77, che per poco però non sorprende Enrico Ricordi, che in uscita alla fine si è salvato con il pallone di Colletta terminato direttamente sul fondo. Oito Meia prova a spalleggiare con Lolo Suaso. Alla fine il pallone termina nel possesso del Benevento. Colletta, botta, Lolo Suaso, Colletta, botta in avanti per De Crescenzo, Gastaldo su di lui, Colletta chiuso da Wittig, poi Lolo Suaso, botta, difesa forte ora del Pesaro, arriva Wittig e ringhia, e si prende gli applausi dalla panchina rossiniana. Sei minuti e 30 secondi passati sul cronometro di questo secondo tempo. La rete di Taurisano per ora sta marchiando questo secondo tempo. 3-1 per l'Ital Service. Altro corner però per il Benevento. Si muove fuori De Crescenzo, dentro arriva Botta, preferito De Crescenzo che controlla, si sposta, va sul sinistro, ancora Wittig, quarta chiusura di fila per Christopher Wittig, che giganteggia praticamente su ogni tipo di conclusione del Benevento. Colletta, Lolo Suaso, Oito Meia recupera, può provare a partire. Oito Meia va sul sinistro, Oito Meia sul secondo palo, chiuso De Crescenzo, possibilità di contropiede, movimento anche di Lolo Suaso. De Crescenzo decide di andare da solo, va sul sinistro, va giù, steso, calcio di punizione, cartellino giallo per Christopher Wittig, che esce per lasciare spazio a Galliani. Fallo speso bene dal tedesco su De Crescenzo, che era ripartito testa bassa nel tentativo di provare a sfondare il duo difensivo composto da Gastaldo e Wittig. Alla fine era passato, stava ritornando, anche rinculando Tony Dandel. Piccolo recap, punizione per il Benevento, a battere sarà Titon. Titon, rincorsa lunga, Titon addosso a Ricordi, rimessa con i piedi, già battuta, Colletta, sempre per Titon, gira per Lolo Suaso, pallone di ritorno di un genio assoluto, pallone anche con i giri giusti, bravo però il muro difensivo dell'Ital Service a reggere sull'incursione di Titon, nel caso quel pallone fosse passato pulito senza nessun tipo di interferenza. Titon si sarebbe ritrovato a tu per tu con Ricordi. Barrichello dall'altra parte prova a puntare De Crescenzo, vediamo cosa inventa il numero 24, destro-sinistro, prova ad andare, alla fine si trascina però il pallone in fallo laterale. De Crescenzo con calma preferisce non andare lungo da Lolo Suaso, ma ripartire direttamente da Botta. Lolo Suaso, Botta, Lolo Suaso riesce ad arrivare sul pallone, poi De Crescenzo, Barrichello su di lui. L'esperienza, Barrichello riesce a conquistare il possesso del pallone. Ricordi, lungo con Marchesano, in qualche modo si salva. Era un pallone decisamente alla ricerca di Saponara. Alla fine Marchesano un piede forse oltre la posizione consentita, si fa per dire. Cercato Galliani al volo, era partita benissimo questa botta di Galliani, la respinta però è provvidenziale da parte di Guerra. Sempre rimessa con i piedi, cercato Tony Dandel, c'è anche Ricordi che chiama il pallone. Tony Dandel alla fine preferisce non rischiare e ritornare dal proprio estremo difensore. Ricordi, questa volta ancora a lungo, questa volta però basso, il pallone addosso alla testa di Lolo Suaso, che si oppone, mette in rimessa con i piedi un Galliani sul punto di battuta. Taurisano lì davanti, prova a cercare con lo sguardo il compagno, alla fine il pallone gli arriva però da Tony Dandel. Galliani,
Sempre Galliani, cerca spazio, tutto mancino, rientra, calcia Galliani. Pallone largo, non di molto, con Marchesano che ha visto all'ultimo passare questo pallone. Avete visto anche dal replay un attimo di delay nella reazione dell'estremo difensore del Benevento. Colletta, Barrichello, prova a ripartire, sempre Matteo Barrichello. Colletta su di lui, Barrichello sterza, calcia Barrichello sul primo palo, non trova angolo, precisione né potenza. Buona l'idea, meno la realizzazione. Lolo Suaso cerca Guerra, lo trova Guerra, suolata, poi con il sinistro, sempre per Lolo Suaso. Alla fine botta. Guerra. Lolo Suaso, punta Barrichello. Cercato Colletta, Colletta, ricordi con i piedi. Alla fine Barrichello che calamita il pallone con calma, lo gira per Gastaldo. In verticale per Saponara. Protegge Saponara. Buona fin qui la sua prova. Matteo Barrichello, 1 contro 1 contro Colletta. Ha un altro passo Matteo Barrichello. Vediamo se sprigiona la sua velocità. Va sul sinistro, deviazione di Colletta. Calcio d'angolo. Tanto qui rivediamo il buon intervento di Enrico Ricordi, tiro centrale. Difficile sempre per i portieri questo tipo di conclusioni con il pallone che rischia di passare sotto le gambe. Corner dunque per Matteo Barrichello, fuori per Galliani. Marchesano vola e mette ancora in calcio d'angolo. Barrichello, Galliani, pallone per Ricordi, quasi da quarterback, cerca di andare in avanti alla ricerca di Matteo Barrichello. Pallone troppo lungo però per il numero 24. Miglior marcatore fin qui della stagione per l'Ital Service Pesaro, 11 reti in 11 partite per lui. Botta, gira per Titon. Titon cerca di scappare, no, c'è Gastaldo che con la punta dello scarpino mette in fallo laterale. 9 minuti e 53 secondi passati sul cronometro della Pala Megabox, sempre 3-1 il risultato. Cercato Scittao. Botta. Scittao, Guerra. Titon. Scittao. Botta. Guerra. Contromovimento di Scittao, prende metri su Gastaldo, controlla, all'indietro però ancora una volta da Botta. Poi Titon gira bene il pallone del Benevento in questa frazione di gara. Titon gira per Botta, cerca di sterzare con un controllo, sempre Botta, gran giocata, pallone sul secondo palo. Barrichello controlla, può provare a ripartire, cercando Saponara. Mancino controlla con il destro, lo fa male, alla fine esce boccheggiando un immenso fin qui Alessio Saponara. Sta lottando molto, sta facendo tutto bene. Wittig cercato da Barrichello. Gastaldo. Taurisano. Wittig, suolata Wittig. Marchesano blocca in due tempi. Titon a duellare con Gastaldo, il pallone filtra però per Ricordi. Taurisano. Wittig in verticale, Gastaldo. Palleggiano i due mancini. Taurisano. Gastaldo. Barrichello spara alla porta. Sempre Barrichello, circondati, sono troppi anche per lui, no, perché comunque passa Barrichello, accelera Barrichello! Mamma mia. Di forza, di prepotenza, praticamente Matteo Barrichello. Titon. Wittig, non si passa. Ha chiuso la saracinesca fin qui Christopher Wittig. Barrichello, movimento del tedesco. Barrichello prova a dargli un occhio, alla fine però preferisce andare da solo. Barrichello fino in fondo, l'ultimo a toccare è Matteo Barrichello, rimessa con le mani per Marchesano. No,
ha rettificato la signorina Martina Piccolo, sarà calcio d'angolo per l'Ital Service Pesaro. Sul punto di battuta Matteo Sbarichello, movimento di Wittig, Marchesano. Si è inserito a affari spenti Wittig, nascondendosi fino all'ultimo, poi ha cercato con il sinistro di incrociare forte Tony Dandel sul secondo palo per Wittig. Marchesano, non è finita, Wittig lascia lì Taurisano, non calcia mai, alla fine si salva il Benevento. Shitao, che rischio, su uno schema già proposto qualche volta in questa partita dall'Ital Service. Intanto qui Botta ha provato a ripartire, si è addormentata la difesa del Benevento con Wittig che ha lasciato per Taurisano, che non ha calciato, non se l'è sentita di andare direttamente in porta col sinistro. Ha provato una suolata, una giocata forse di troppo, anzi senza forse, perché il Benevento si è salvato, si rimane sulla 3-1. Punizione già battuta. Shitao, Titon, Taurisano fa sbattere il pallone, poi Shitao, Arvonio, Botta, va via, Botta fino in fondo, Botta forte dentro, deviazione calcio d'angolo. Anzi no, rimessa dal fondo, già battuta Tony Dandel, è una 2 contro 1, arriva anche Christopher Wittig con la punta, Marchesano respinge. È rimessa già battuta con il Benevento che allora riparte in avanti il pallone. Barrichello riesce a intercettare, a ripartire in mezza a 2, si scompone Barrichello con la punta, Marchesano ha cercato il pallone dentro per Taurisano. Imprendibile quando fa questo tipo di percussione Matteo Sbarichello. Tony Dandella al volo, debole, impreciso il suo destro. Il pallone già rimesso in gioco. Noi siamo entrati negli ultimi 7 minuti effettivi di gara. Comanda per ora l'Ital Service 3-1. Arvonio si ferma, cerca un movimento di un compagno, alla fine il pallone arriva nelle zone di Titon. Shitao calcia, un mix tra ricordi e il palo, alla fine calcio d'angolo. Cercato Titon dentro, Taurisano, allora si ingobbisce, prova a ripartire Taurisano con Shitao, anzi pardon Saponaro, ovviamente non Taurisano. Titon, Barrichello, scappa via di forza ancora una volta Matteus Barrichello, Barrichello sterza Matteus Barrichello, pallone a lato. Ramon, punta Galliani, Ramon va sul sinistro, pallone dentro con il tacco, ci ha provato Titon, ha respinto ricordi, dunque calcio d'angolo e dunque possesso per il Benevento che ha chiamato time out. 1 minuto tecnico per le due panchine, 6 minuti ancora da giocare. 6 minuti alla fine della partita, time out Benevento. Forza palla Mega Box, diamo una mano ai biancorossi.
Allora fischio dell'arbitro, time out che si è concluso, carta del quinto di movimento, carta del power play per il Benevento. Si gioca senza portiere ma con la possibilità di avere un uomo in più nella metà campo avversaria. Ramon, lui a fare da vertice basso, una sorta di piramide creata dai giocatori del Benevento. Stigliano con la maglia del portiere, con la numero 7. Lolo Suaso, adesso con calma, il tempo scorre, deve avere pazienza il Benevento nel tentativo, nell'obiettivo di ricercare il giusto pertugio per andare a colpire a botta sicura. Colletta all'indietro, Ramon calcia in porta, deviazione di Wittig, alla fine sempre lui, sempre Christopher Wittig a mettere in fallo laterale. Prestazione quella di Wittig immensa dal punto di vista difensivo in questo match. Solo se sei sicuro, le parole di mister Fausto Scarpiti ai propri giocatori. Credo a Lolo Suaso. Con il tempo che però scorre inesorabile, già un minuto se n'è andato. Colletta, fuori per Ramon. Titon, Ramon. Errore, Wittig, immenso. In fase difensiva respinge ancora una volta. Con l'Ital Service che decide di non pressare questo tipo di situazione, lasciare il pallone al GG Teamwear Benevento. Stigliano prova a accelerare ora i ritmi Lolo Suaso. Ramon, Titon, Colletta dentro, deviazione no, rimessa dal fondo con Ricordi, pallone che è uscito dalle recinzioni del campo di gioco del parquet del Palamega Box. Arriva però per Ricordi che ha già rimesso in gioco. Galliani prova ad alzare la traiettoria alla ricerca di Matteo Sbarrichello, e ora sì che l'Ital Service si alza in pressione per evitare il quinto di movimento. Intanto qui Galliani recupera in maniera regolare. Galliani prova a sfondare il muro dei Campani, che però con Ramon ripartono. Alla fine Galliani, da fallo non conquistato a fallo commesso, è munito anche per Luigi Galliani. Fuori Saponara, dentro Wittig. Un marchesano che attende qualche istante per effettuare il cambio con Colletta, che però ora sembra riaccomodarsi in panchina. E punizione per il GG Teamwear Benevento con Titon sul punto di battuta. Lì vicino c'è Ramon, poi a disturbare sul secondo palo c'è Colletta. Titon tocca per Lolo Suaso, si coordina male, pizzicato ancora una volta dal pubblico del Palamega Box. Calciato con il corpo troppo all'indietro Taurisano, nel mentre prova ad agganciare un pallone obiettivamente molto molto complicato. Lolo Suaso scava sotto per Colletta, che però tocca male. Applaude Oitomeia in panchina, applaudono i dirigenti, applaude anche Moreno Bordoni per l'Ital Service Pesaro. E 4 minuti che iniziano ora con l'errore. Qui intanto Colletta ha provato a anticipare Matteo Sbarrichello. La soppressione a tutto campo del Benevento. Anticipato Taurisano, Ramon cercato, Colletta che calcia forte e impreciso. Adesso chiamato Taurisano al lavoro sporco, pallone lungo, imprendibile però per il numero 65, autore dell'1-0. Titon in verticale per Colletta, Barrichello su di lui, forte, regolare, rimessa con i piedi. Esce Marchesano, eccola qui, la carta della power play, esce anche Taurisano dentro Wittig. Colletta, pallone girato sporco all'indietro per Ramon, che però lo gestisce alla grande. Lolo Suaso, Colletta, sempre Lolo Suaso.
Ramon prova ad andare in porta, altra respinta, uno Stigliano che si defila tutto largo alla sinistra di Matteus Barrichello. Ramon, cercato Lolo Suaso, deviazione, Lolo Suaso si china. 188 secondi che partono ora. Lolo Suaso, Stigliano, esce Ricordi dentro, Gastaldo, anzi no scusate, Galliani riesce ad intervenire in maniera quasi provvidenziale. Alla fine però sempre possesso per il Benevento, che prova ad alzare i ritmi di questo power play con Stigliano, gira forte fuori per Lolo Suaso che però controlla Mare. Alla fine il pallone è lasciato a Ramon. Stigliano con la punta dentro, si carica Barrichello, Lolo Suaso ha un po' di spazio, no? Viene chiuso. Alla fine Ramon, Lolo Suaso, sempre Ramon, tempo peggior nemico del Benevento in questa fase. Colletta, Ramon, Lolo Suaso sul secondo palo. Ha provato a accelerare un po' le operazioni. Pallone fuori, possesso per l'Ital Service, fischio del time out in favore dell'Ital Service, 2:31. Ancora da giocare. (2:31) ancora da giocare. Si riparte con il possesso per Enrico Ricordi che va a lungo da Saponara, che non rischia, va da Barrichello, recupera però il Benevento. Alla fine Titon prova ad inserirsi, Titon non trova compagni sul secondo palo, sia Colletta che Lolo Suaso erano rimasti indietro. Due minuti con la testa in brasiliano. Barrichello viene richiamato da Tony Dandel. Barrichello, Gastaldo, sempre per Matteus Barrichello, può puntare Colletta. Matteus Barrichello alla fine però con calma va all'indietro da Gastaldo. Galliani palleggia, calma, le indicazioni della panchina dell'Ital Service. Pallone però quello di Gastaldo troppo lungo per Galliani, Saponara dalla parte opposta. Cambio rischioso adesso però per l'Ital Service con Wittig che è rientrato. Sono invertiti di posto Matteus Barrichello e Christopher Wittig. Lolo Suaso, pallone sporcato, allora la pressione solitaria di Matteus Barrichello con Ramon. Fa da bodyguard al pallone per non rischiare. Esce comunque dalla pressione di Matteus Barrichello il Benevento con Ramon che imbuca per Stigliano. Arriva Ricordi in uscita. Lolo Suaso, Ramon, Colletta dentro, forte, deviazione, rimessa con i piedi. Ramon, Lolo Suaso, Stigliano. Pallone dentro, Wittig recupera, Christopher Wittig, 4:1, ha vinto l'Ital Service Pesaro, il tedesco trova il gol del +3 e mette in bacheca la partita, corona una grande prestazione. Christopher Wittig, 4:1.
nostro meraviglioso tedesco, il numero 8, Christopher acclamato dai tifosi del Pesaro. Wittig ancora una volta ringhia sul pallone, al magnete praticamente sul sinistro quest'oggi Christopher Wittig, non passa nulla dalle sue parti. Altri 40 secondi ancora da giocare. Titon, Lolo Suaso, Stigliano dentro, arriva Tony Dandel, 36 secondi ancora da giocare. Stigliano, il Benevento che comunque ci prova. Lolo Suaso, Titon cercato dentro, Wittig ancora una volta a mettere il piedone. Lolo Suaso, Titon, Ramon dentro, Lolo Suaso calcia male, alla fine Ricordi può accelerare direttamente, lascia lì per Matteo Sbarichello per fare una cosa da fantascienza, un po' da spiaggia, uno la alza l'altro calcia, non è riuscito però a trovare la porta con il Benevento che in questi ultimi 15 secondi prova comunque ad attaccare, arrivano però d'altra parte gli applausi della Pala Megabox. Un Ramon che calcia quasi di cattiveria e frustrazione. Alla fine 7 ancora da giocare, cercato Barichello in profondità, l'uscita di Marchesano, l'ultima palla ce l'ha Ramon, ma non c'è più tempo, finisce qui. Italservice Pesaro chiude l'anno con un sorriso, chiude vincendo 4-1 contro la GG Teamwear Benevento. Terza vittoria in questa stagione per i ragazzi di mister Davide Bargnesi, che ora volano a 10 punti. Con le inquadrature finali che vanno a pescare i tifosi, i ragazzi, i bambini della Pala Megabox, i sorrisi per questo successo. Italservice dunque chiude l'anno solare con una vittoria, la seconda consecutiva in casa dopo quella contro il Manfredonia. Non ci resta che ringraziarvi e salutarvi sul saluto finale. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che ci hanno seguiti da parte di Giacomo Florio. Un appuntamento ai prossimi eventi sportivi.